Ben ritrovate appassionate e appassionati dell'atletica. Quasi 4.000 atleti dai 14 anni in su si danno appuntamento a Trieste il 12 e 13 marzo per la festa del cross, il grande evento dedicato alla corsa campestre che assegna i titoli italiani, individuali e di società nelle diverse categorie. Il Carso e in particolare l'aerocampo di Prosecco e l'impianto Ervatti di Sgonico, le immagini si riferiscono all'ultima edizione della Carsolina, sarà teatro di una gara con un tracciato unico nel suo genere. Accanto alle competizioni è in programma un ampio calendario di promozione. Trieste tutta sarà coinvolta nell'evento, pronta ad accogliere oltre 8.500 persone tra atleti e accompagnatori. Trieste Atletica si conferma, anche in questa occasione, società di riferimento a livello nazionale sia per le prestazioni sul campo, sia a livello di competenze logistiche e organizzative. Sarà infatti la società del presidente Alessio Lilli a organizzare, in collaborazione con la FIDAL, il primo evento Gold della federazione per il 2022. Si terranno inoltre le prove riservate alle rappresentative regionali cadetti-cadette, dove i partecipanti si giocheranno oltre al titolo individuale anche quello di squadra. Ecco il programma: sabato 12 marzo, ore 10 a Trieste, sala Luttazzi, convegno sul futuro dell'atletica. Ore 14 a Sgonico, festa del cross staffette. Ore 18:15 a Trieste, Piazza Unità d'Italia, cerimonia d'apertura dei campionati e premiazione delle staffette. Ore 20 a Trieste, cena delle delegazioni regionali cadetti-cadette. Domenica 13 marzo, dalle ore 9 a Sgonico, campionati italiani assoluti e a seguire le premiazioni. Insomma, un grande evento che nobilita e premia una società, una città e una regione profondamente legate allo sport. Il 31enne keniano Kosea Kimeli Kosorio dell'Atletica Libertas Orvieto e in campo femminile la 28enne Zipporah Vangiru, al debutto sul territorio italiano, hanno vinto la 23esima maratonina internazionale di Brugnera, primo Memorial Luigi Tomasella. Il successo di Chisorio in un'ora 4:14 non è mai stato in discussione. Prima ha tirato il collo al gruppo dei migliori e poi ha preso il largo con una irresistibile progressione. Ha ciuffato la piazza d'onore con un buon finale il suo connazionale Eric Riungu in un'ora 5:27, che ha preceduto il vincitore della passata edizione, Abdullah Bamussa, Brugnera Friuli Intagli, in un'ora 5:33. Comunque soddisfatto di una prestazione in linea con le sue aspettative. Quarto lo sloveno Mitija Krevs in un'ora 6:19, quinto il veneto Andrea Mason in un'ora 6:21. Bene, quasi benissimo per due friulani come Francesco Nardone, Gemona Atletica, sesto in un'ora 7:22 e Omar Zampi, Sas Industria Sport, ottava in un'ora 7:57. Splendido il 10° posto di Said Budalia, Atletica Trichiana, capace di correre in un'ora 9:45 alle soglie dei 54 anni. Nel settore femminile la keniana Zipporah Vangiru non ha concesso chance alle avversarie, ponendo il suo sigillo al termine di una incalzante galoppata terminata in un'ora 14:44. Seconda l'etiope Asmerawol Bekele in un'ora 16:51. La sorpresa della gara rosa è stata Federica Bevilacqua, Trieste Atletica, terza in un'ora 19:42 con un passato azzurro da grande promessa. Poi la scomparsa dai radar per problemi di diversa natura che l'avevano allontanata dal mondo atletico e dai legittimi sogni. A Brugnera è risorta e potrà dire e dare molto se l'entusiasmo la sosterrà ancora. In quarta posizione Erika Franzolini, maratonina udinese in un'ora 21:27, che continua a segnalarsi con vittorie e piazzamenti sia nel cross che nelle corse su strada. E in quinta la brasiliana Sonia Lopez Conceição in un'ora 21:46. Sentiamo Bamussa, poi Francesco Nardone, intervistato da Riccardo Solfo, e per finire Federica Bevilacqua. La gara di oggi è stata abbastanza veloce, sono contento. Ho provato a tenere con Kosea Kimeli il primo giro, però ho fatto 1 chilometro 2:50 e ho detto che il ritmo è troppo forte perché non abbiamo scaricato io e Ezio sta settimana, abbiamo deciso di caricare e scaricare la prossima vista dei campionati italiani di cross a Trieste. Ho fatto una buona prestazione, sono contento, 1:5:33, sono contento, soddisfatto.
sono scoppiato gli ultimi 100 metri, mi ha passato l'altro keniano, ho fatto terzo, sono contento lo stesso. Grazie. Francesco, appena arrivato qui, insomma 2 settimane dopo la maratona di Siviglia, che hai corso molto bene, è una soddisfazione anche questa mezza. Sì, era una mezza maratona qua vicino a casa e ero sicuramente stanco post maratona, però andavo onorata e comunque mi era utile anche come allenamento per provare a iniziare un minimo a velocizzare e a tenere questi ritmi un po' più facilmente. La gara è dura, però sono contento, mi va bene così. Ecco, è un percorso veloce, tu lo conosci, però a tratti impegnativo. Sì, di per sé è anche veloce, solo che ha un pezzo di sterrato e un pezzo di lieve salita su cui si fatica un po', però va bene, molto, molto allenante, va bene così. Prossime gare? Prossime gare devo ancora programmare bene, è facile che possa fare una mezza maratona in aprile e poi 10.000. Adesso vediamo soprattutto come mi riprendo da Siviglia, perché è ancora una fase di passaggio. Sono molto contenta della mia prestazione, anche perché era l'esordio sulla distanza, dopo tanti anni che ero fuori dalle gare, e mi dà fiducia per le prossime gare che saranno più o meno su queste distanze. Penso che mi darò alle gare lunghe rispetto a quello che ho fatto in passato. Il percorso sicuramente ha aiutato questa prestazione, non mi aspettavo nessun tempo in particolare, se non avevo l'obiettivo di finire e di aver voglia di fare altre gare. I programmi: farò 2 gare di 10 km e poi proverò a rifare una 21, cercando di migliorare questo tempo che attualmente è il mio personale. La mezza maratona, insieme alla concomitante gara sui 7 km vinta da Piero Sartore, Vicenza Marathon in 21 minuti e 39, e da Arianna Del Pino, Atletica Buia in 26 e 20, ha registrato quasi 500 classificati. Vediamo ora le vincitrici e i vincitori dei titoli regionali. Promesse: Antonella Franco, Aldomoro Paluzza e Mattia Donda, podisti Cordenons. Senior: Federica Bevilacqua, Trieste Atletica, e Francesco Nardone, Gemona Atletica. M35 Erika Franzolini, maratonina udinese, e Abdullah Bamussa, Bruniera Friuli Intagli. M40 Tamara Giorgi, Trieste Atletica, e Alessio Milani, Atletica Monfalcone. M45 Lucrezia Salvi, GS Livenza Sacile, e Dario Turchetto, Polisportiva Montereale. M50 Marta Santamaria, Bruniera Friuli Intagli, e Federico Pivetta, Polisportiva Montereale. M55 Elena Cristina Floreani, Aquile Friulane, e Marco Cicigoi, Maratona delle Città del Vino. M60 Grazia Bracchetti, Almicco Corse, e Andrea Basei, Atletica San Martino. M65 Liliana Pessot, Liberta Sporcia, e Calogero Fabbrica Fiamme Cremisi. M70 Sereno Molinari, Atletica Buia. Tra le società a titolo femminile master, al GP Livenza Sacile di Luca Speranza, che con 188 punti ha avuto la meglio sui triestini del gruppo sportivo San Giacomo, 133, e l'associazione Ialmico Corse, 103. Primo posto per i sacilesi anche tra i master maschili, con 604 punti. Sul podio con loro l'Atletica San Martino, 349, e i podisti Cordenons, 277. Perfettamente organizzata dall'Atletica Bruniera a Friuli Intagli, assieme al Comune, al Comitato Provinciale FIDAL e al gruppo giudici di gara, con la collaborazione della Protezione Civile, della Motostaffetta Dall'Agnese e dalle associazioni locali, la maratonina era pure valida come seconda prova di Coppa Provincia Pordenone, Gran Premio Oro Gildo. Un minuto di silenzio ha preceduto il via della 7 km per ricordare la triatleta Francesca Manfè, la 44enne di Bruniera, travolta e uccisa mentre si allenava sulle strade di Tamai. Le donne che hanno preso parte alle corse hanno ricevuto un fiocco rosa da appuntare sulla canotta di gara, mentre tutti i partecipanti, sia donne che uomini, hanno corso con un polsino di colore rosa su iniziativa del Comune di Bruniera e dell'assessore alla famiglia Paola Covre e del comitato organizzatore diretto da Ezio Rover. Presenti anche il vice sindaco Maurizio Foltran e l'assessore allo sport Michele Boer. Stiamo vivendo gli anni più bui della nostra storia, con una guerra che potrebbe cambiare i destini dell'umanità. Lo scrittore britannico Herbert George Wells, tra i più popolari della sua epoca, aveva detto:
Se non poniamo fine alla guerra, la guerra porrà fine a noi. Vi lascio in compagnia della clip da Brugnera, assieme a un messaggio di speranza. La guerra è morte e distruzione, lo sport è amicizia e fratellanza. Grazie per l'attenzione e arrivederci a lunedì prossimo.